da lunedì saranno a casa 200.000 lavoratori del nord-est. L'allarme arriva dalla CGIA di Mestre, impossibile soddisfare tutte le richieste di tamponi. Ci aspettiamo un aumento della pressione nei punti tampone, dice l'assessore regionale Lanzarin. Vedremo se il sistema reggerà. Alla Zoppas di Vittorio Veneto tamponi per i dipendenti a 10 euro. Elezioni amministrative domani e lunedì, ballottaggio in 3 comuni del Veneto: Conegliano, Este e Bovolone. Dramma oggi pomeriggio a Campo San Piero, giovane di 30 anni si accascia mentre fa jogging, subito soccorso dai presenti, è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. 2 medici indagati per la morte di Mario Valerio, ex dipendente comunale di Noventa, andato in pronto soccorso con forti dolori, dimesso e deceduto dopo 5 giorni. Attese domani a Castelfranco Veneto per l'adunata sezionale degli Alpini, 10.000 penne nere, l'evento in diretta su Antenna 3 dalle 12 alle 13:20. Il Green Pass stoppa il canile di Pove, giornata grigia per le bestiole nel canile sanitario della Pedemontana, troppi pochi volontari muniti della certificazione necessaria per accedere alla struttura. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano dunque il Green Pass e l'allarme lanciato dalla CGIA di Mestre, che dice o il governo cambia il decreto legge sulla certificazione verde o da lunedì saranno a casa 210.000 lavoratori in Veneto. Purtroppo non ci sono tamponi per tutti e da lunedì 210.000 veneti non potranno recarsi in fabbrica o in ufficio perché sprovvisti di Green Pass. La CGIA di Mestre lancia l'allarme. I circa 300.000 lavoratori del nord-est che necessitano del tampone per ottenere il Green Pass e recarsi al lavoro potrebbero essere in difficoltà e di riflesso le aziende. Secondo le stime sarebbero poco meno di 455.000 i lavoratori senza il certificato verde, di cui 303.000 in Veneto, 76.000 in Friuli Venezia Giulia, 47.000 a Bolzano, 29.000 a Trento e attualmente l'offerta è molto inferiore, evidenzia la CGIA. La mancata presenza di circa 300.000 occupati, spiega Zabeo, non rappresenta solo un problema economico e sociale che rischia di mettere a repentaglio la tenuta produttiva di moltissime attività economiche del nord-est, ma costituisce anche una seria violazione del diritto al lavoro. Di qui l'appello allo Stato. Il governo intervenga subito, non si può ledere il diritto al lavoro a tanti dipendenti e mettere in seria difficoltà moltissime imprese. Secondo l'ufficio studi della CGIA, il governo avrebbe 2 possibilità: o stabilire che il Green Pass si ottiene solo attraverso il vaccino, quindi renderlo obbligatorio, o mobilitando esercito, protezione civile e simili affinché vengano diffuse unità mobili in grado di effettuare i test. E a 24 ore dall'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass, con l'assessore regionale Lanzarin, un bilancio per quanto riguarda proprio i tamponi. L'obbligatorietà del Green Pass sul posto di lavoro ha causato un'impennata nel sistema pubblico e privato di gestione dei tamponi, con decine di migliaia di test effettuati e un numero enorme di richieste. Ieri abbiamo fatto 55.000 tamponi, le farmacie sembrano averne fatte molti di più di 30.000. Tutto sommato ci risulta un po' di fila in qualche farmacia, però tutto sommato le cose sono andate bene. Vedremo inizio settimana, io credo che ci sarà molta più pressione domenica, sul lunedì o oggi anche sabato, perché chiaramente venerdì era anche il giorno di fine settimana, quindi probabilmente c'era una pressione inferiore, quindi monitoreremo molto bene oggi e domani e poi vedremo lunedì. Crescono anche i vaccini, pur se in misura minore. L'importante è l'obiettivo dell'immunità di gregge e una copertura più ampia possibile della popolazione. Abbiamo fatto 20.000 vaccinazioni ieri, somministrazioni ieri, e quindi c'è sicuramente un incremento rispetto a qualche giorno precedente. E sui tamponi in azienda, come ha chiesto più volte il governatore Luca Zaia, la Regione è già pronta a rispondere alle istanze del comparto produttivo. Solo la settimana prossima, inizio settimana prossima, si avrà il polso della situazione e capire effettivamente quanta pressione ci sarà e se il sistema riuscirà a reggere. Alla Zoppas Industries di Vittorio Veneto tamponi all'interno dell'azienda per i dipendenti al costo di 10 euro. Intanto il giorno dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass nelle aziende andiamo a vedere cosa è accaduto tra gli artigiani della provincia di Padova.
Esordio positivo dell'obbligo di Green Pass nelle aziende artigiane della provincia di Padova, dove l'impatto è stato limitato. Nell'insieme delle nostre aziende associate c'è stata una mancanza e quindi un'assenza dal 5 al 10%, prevalentemente perché non volevano fare tamponi o perché le farmacie erano troppo impegnate, quindi non trovavano posti, qualcuno perché ha aderito allo sciopero. Per le imprese restano i timori, date le dimensioni e la scarsità estrema di manodopera specializzata. Per ora chi sta a casa è sostituito da colleghi che hanno accettato di fare un'ora di straordinario. Tra i settori più colpiti il trasporto. Principalmente non i bus operator, ma i trasporti merci, che hanno subito forse il maggiore danno, perché questi avevano come alle dipendenze personale dell'est europeo, che per la loro cultura, e mi fermo qua, non vogliono vaccinarsi. Sui tamponi a carico delle aziende il mondo artigiano è diviso. Tra i dipendenti non vaccinati si sta diffondendo la pratica della settimana corta. Alcuni dipendenti, questi pochi, ripeto, questi pochi o questi che ci sono, dicono: io mi faccio 2 tamponi alla settimana e il venerdì sto a casa. Per cui risparmio un tampone che sono 15 euro e mi faccio venerdì a casa. Sì, non è che noi nelle nostre piccole aziende possiamo fare questo ragionamento un tanto al chilo. Noi le figure sono importanti e abbiamo bisogno che le figure siano al lavoro, per cui chiediamo con molta responsabilità da parte nostra, però che anche i nostri collaboratori siano responsabili e che credano nel lavoro e nel posto di lavoro che diamo. Voltiamo pagina, siamo alla politica. Scattato dalla mezzanotte il silenzio elettorale in vista del ballottaggio di domani e lunedì in 3 comuni veneti: Este nel Padovano, Bovolone in provincia di Verona e Conegliano nella Marca Trevigiana. A Conegliano seggi nuovamente in allestimento, necessario il secondo turno per eleggere il sindaco della città del Cima dopo che 15 giorni fa nessuno dei 6 candidati in corsa ha superato la soglia del 50% più 1 dei consensi. Elettori di nuovo alle urne quindi per scegliere tra i 2 sfidanti che hanno raccolto il maggior numero di voti e ridare così a Conegliano un sindaco dopo un anno di commissariamento. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, come già stato nel primo turno. Più volte i candidati hanno ribadito l'appello ad andare a votare. 2 settimane fa l'affluenza, giudicata da tutti bassa per un'elezione amministrativa, si è fermata al 53%. I coneglianesi hanno dunque la possibilità di rifarsi al ballottaggio. 28.266 gli aventi diritto chiamati alle urne nei 35 seggi allestiti in città. Lo spoglio delle schede inizierà lunedì alle 15 e Antena 3 seguirà con una diretta che prenderà avvio alle 14.30 l'andamento della competizione fino al risultato finale e all'elezione del nuovo sindaco di Conegliano. Appuntamento quindi lunedì su Antena 3 alle 14.30 per la nuova diretta elettorale. Occhi puntati su Conegliano, ma anche sugli altri 2 centri veneti al ballottaggio: Este nel Padovano e Bovolone nel Veronese. La cronaca con la tragedia che si è consumata nel pomeriggio nel Padovano a Campo San Piero, dove un uomo di circa 30 anni, mentre stava facendo jogging, è stato colto da malore, è caduto a terra, è stato immediatamente soccorso dai presenti e successivamente anche dai sanitari del SUEM, che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto per i rilievi la polizia locale della Federazione del Campo San Pierese. 2 medici indagati per la morte di Mario Valerio, arrivato in pronto soccorso con forti dolori, dimesso e deceduto dopo 5 giorni. Si sentiva scoppiare il petto e aveva male alla schiena, al collo, le mascelle e il volto. Così Mario Valerio, ex dipendente comunale di Noventa di Piave, aveva detto alla moglie. Per i medici del pronto soccorso di San Donà però si trattava di un dolore epigastrico e in 1 ora e mezza era stato dimesso. 5 giorni dopo è morto tra le braccia della moglie. Riscontrando subito l'esposto presentato dai familiari, la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario per il decesso dell'uomo. Il PM ha iscritto nel registro degli indagati il medico del pronto soccorso di San Donà che l'aveva seguito, un 63enne di Caorle, e il suo medico di base, 66enne di Meolo, che gli era stato assegnato da pochi mesi, tanto da non aver ancora avuto modo di conoscerlo di persona.
Anche Arzignano ha un progetto per la sicurezza. Oggi è stata infatti inaugurata la nuova sala operativa di videosorveglianza. La sicurezza abita ad Arzignano, oggi più che mai con la nuova sala operativa di videosorveglianza della polizia locale. L'inaugurazione davanti alle autorità politiche, civili e militari. Quello che viene implementato è un complesso ramificato sistema di occhi elettronici automatizzati puntati sulle strade della città. Oggi abbiamo avuto l'orgoglio e il piacere di inaugurare la nuova stazione operativa e centrale operativa di Arzignano. Un sistema intelligente all'avanguardia che nasce per essere al servizio della città. Un guardiano discreto ma sempre presente che osserva, traccia, registra i flussi di traffico, utile per rintracciare auto pirata, macchine rubate, vetture sospette. Questo nuovo sistema tecnologico garantisce dei numeri impressionanti. Oltre 50 milioni di controlli di veicoli all'anno, non per dare multe, ma per garantire la sicurezza dei cittadini. Le telecamere di videosorveglianza ad Arzignano sono in grado di controllare qualcosa come 50 milioni di veicoli all'anno, un numero impressionante che dimostra l'importanza di questa fitta rete di occhi elettronici collegati con la nuova sala operativa della polizia locale. La sicurezza dei cittadini che possiamo oggi, grazie anche ai dati confermati dalla Prefettura di Vicenza che era presente questa mattina, possiamo confermare e ribadire una riduzione dei furti dell'80% in 12 anni. Numeri incredibili che ci rendono orgogliosi del lavoro fin qui svolto. Ad Arzignano, secondo i dati della Prefettura di Vicenza, negli ultimi 12 anni c'è stata una riduzione dei furti dell'80%, uno standard di sicurezza che quindi si è alzato anche grazie alla polizia locale che, oggi più che mai, ha un obiettivo: essere agenti tra la gente. Dopo Venezia, Mestre e San Donà, anche Mira da oggi ha un luogo sicuro e protetto per accompagnare le donne vittime di violenza nel percorso di denuncia. In provincia di Venezia più di una denuncia al giorno per violenza, abusi e maltrattamenti su donne e ragazze è l'allarmante dato che emerge in questi soli primi 10 mesi dell'anno e che vede complessivamente ben 400 soggetti deferiti all'autorità giudiziaria con a carico un provvedimento di allontanamento da casa o ammonimento. Tra questi quasi la metà i casi di reiterazione del reato. Il lockdown sicuramente non ha contribuito a tranquillizzare il fenomeno e noi invitiamo sempre comunque le vittime a avvicinarsi alle forze dell'ordine e ai carabinieri per denunciare i maltrattamenti subiti. Nel contrasto a questa escalation di violenza contro le donne, inaugurata una stanza tutta per sé, in nome dell'ufficio all'interno della caserma dei Carabinieri di Mira e dedicato ad accogliere e a consigliare le donne vittime di maltrattamenti e violenze. E assieme alla collaborazione di personale qualificato verranno aiutate a esporre la loro violenza e denunciare i fatti subiti. Ed ecco la stanza. Una bajour e poltroncine rosse, boccioli di rose alle pareti colorate di un confortante azzurro cielo per un ambiente riservato e protetto, area fortemente voluta e realizzata da Sor Optimist Club del milanese Riviera del Brenta. Noi reperiamo quelli che sono i bisogni e diamo risposte adeguate in quello. Noi come club siamo particolarmente riconoscenti al comandante Massimo Andreozzi perché ha creato subito un spazio logistico, ci ha aiutati in tutti i modi. E adesso andiamo a Castelfranco, nel Trevigiano, per il primo dei 2 giorni di raduno dei gruppi alpini di Resana, Riese e Castelfranco, raduno organizzato nell'ambito delle manifestazioni per i 100 anni dalla fondazione della sezione alpini di Treviso. Per noi sul posto dovrebbe esserci il nostro Lucio Zanato, vediamo le immagini di una Castelfranco e sentiamo anche sottofondo l'immancabile tradizionale cori delle penne nere. Lucio, mi senti?
Sì, disturbo veramente, perché questo è il coro Valcanzoi, che è il coro di Castelfranco che ospita questa 2 giorni degli alpini, questo incontro degli alpini sia di Riese che di Resana che di Castelfranco proprio, e sono con il presidente degli alpini di sezione di Treviso Marco Piovesana e con il sindaco di Castelfranco, presidente della provincia Marcon. Allora, intanto cominciamo con il padrone di casa. Sindaco, allora, per Castelfranco che cos'è questa presenza degli alpini? È una gioia poter accogliere gli alpini, poterli accogliere con la prima sezionale post pandemia, poter toccare con mano ciò che si sa, cioè quei valori che sono propri di alpini, di amicizia, dello star bene assieme, del saper far festa, di mutualità, di essere al servizio dei cittadini quando serve e anche quando non serve, quindi è una gran cosa oggi averli qui a Castelfranco. Ecco, sono attese oltre 10.000 persone, mi pare, in questi 2 giorni. Sì, abbiamo tutte le sezioni della provincia di Treviso che convergeranno a Castelfranco, ma sappiamo anche richiamare altri alpini ancorché non direttamente coinvolti, quindi quando si muovono gli alpini si muovono tante belle persone. Ecco, allora adesso invece con il presidente Piovesana facciamo il punto della situazione di questi 2 giorni. Sentiamo in sottofondo i 3 cori che hanno aperto, questi 2 giorni. Poi, presidente, cosa succederà questa sera? Al teatro accademico avremo la fanfara ai congedati della Tridentina, che faranno un concerto in onore del Castelfranco e della nostra sezionale. È entrata libera fino a esaurimento posti, sicuramente. Questo per quelli che poi questa sera vorranno venire qui dopo aver sentito. E poi domani? Domani cominceremo col nostro classico raduno, ammassamento qui dietro, poi faremo la sfilata per la cittadina, andremo al Duomo con la Santa Messa, ci sposteremo a fare l'alzabandiera e poi faremo le allocuzioni qui al palco. Ecco, tutto questo naturalmente noi lo seguiremo domani nella prima edizione del telegiornale dalle 12.05, e adesso vi lascio con Nicoletta a un pezzo del brano del coro Valcanzoi e poi restituisco la linea. A te la linea, Francesca. Grazie a Lucio Zanato, grazie a Nicoletta Rizzetto per queste immagini e anche per i cori degli alpini riuniti a Castelfranco. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di ristrutturazioni che a Padova hanno segnalato un importante aumento, spinte dagli incentivi. Si sono registrati il 60% in più di richieste agli uffici comunali. Boom di progetti edilizi a Padova. Grazie a incentivi e superbonus 110% si registra un più 60% di richieste in più rispetto all'anno precedente. Un aumento sensibile. Se i dati si confrontano con quelli del 2019, si registra un 42% in più. Una spinta dunque all'ammodernamento della città, ad un efficientamento degli edifici senza un ulteriore consumo di suolo. Una trasformazione della città, quindi una grande vitalità economica attorno ai cantieri che vediamo in città, ma anche una trasformazione nel senso della transizione ecologica, perché tutti questi interventi sono sostanzialmente ristrutturazioni che comportano un efficientamento energetico, con la sostituzione della caldaia, con la coibentazione delle pareti, con l'installazione di pannelli fotovoltaici. Andiamo nella direzione di migliorare la nostra dotazione edilizia e quindi lavorare nel senso di una maggiore qualità dell'aria e di un minor consumo di energia, e quindi verso la transizione ecologica che anche Padova deve intraprendere con forza. Il Green Pass stoppa il canile di Pove del Grappa, giornata grigia per gli ospiti del canile sanitario della Pedemontana. Sentiamo perché. Un sabato senza volontari, senza visitatori, senza adozioni per il canile sanitario di Pove del Grappa, stoppato da una burocrazia implacabile, targata Green Pass, che affonda le proprie radici nel caos normativo di questi giorni. Ecco che cos'è successo. Alla struttura è stato comunicato che, essendo il canile una struttura sanitaria, vengono applicate le stesse regole che valgono per gli ospedali e per la sanità veneta in generale. Per questo motivo i volontari e chiunque lavora nella struttura di Pove deve essere munito di Green Pass con vaccino, dato che non viene ritenuto sufficiente quello da tampone.
Il numero dei volontari con il Green Pass vaccinale era inferiore al numero minimo di operatori che possono gestire la struttura e quindi il canile è rimasto chiuso. Gli operatori hanno anche incontrato il sindaco di Pove, Francesco Dal Monte, che si è adoperato per trovare una soluzione. Si spera nei prossimi giorni di poter risolvere il problema, ma questo sabato i cani, pur se nutriti e accuditi, non sono usciti dagli stalli e non c'è stato modo di potergli far fare 2 passi, una corsa, una coccola, come meritano anche queste bestiole in attesa di adozione. Celebrato il centenario del Milite Ignoto, oggi pomeriggio molte personalità politiche regionali e locali sono intervenute in ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita per la patria. È una giornata importantissima e, come ho detto nel mio intervento, non deve rimanere una giornata da dimenticare. Il Milite Ignoto è stato e rimarrà sempre il simbolo dei simboli, un corpo spogliato da un tragico destino dell'identità personale e col suo anonimato ha rappresentato e tuttora rappresenta l'elevazione del sacrificio individuale. La città di Bassano celebra la sua memoria che diventa cemento identitario di un popolo che si riconosce in avvenimenti. È nostro dovere a tutti i livelli, dall'insegnante della scuola elementare a noi istituzioni, a non far dimenticare i nostri giovani cosa i giovani del tempo di 100 anni fa hanno fatto per permetterci di essere tutti qui oggi. La cerimonia è iniziata in Viale dei Martiri, dove hanno avuto luogo gli onori al gonfalone alzabandiera seguito dall'inno d'Italia e successiva marcia solenne e trionfante verso la caserma Cimberle Ferrari, seguita dallo scoprimento di una targa a ricordo dell'evento e deposizione di una corona e di 11 crisantemi per mano di una piccola che rappresenta la speranza e il futuro per non lasciare nell'indifferenza la narrazione delle vittime. Ho la speranza che tutto questo non venga dimenticato e ho fiducia che fra 10 anni siamo qui a ritrovarci ancora a commemorare il Milite Ignoto. Un percorso di memoria che lega tutto il tessuto sociale dei valori civili che partono dalla famiglia, dove si creano le prime aggregazioni di valori importanti e dove viene trasmessa la storia alle future generazioni. Non possiamo ignorare più, non possiamo ritenerci ignoti o neutri, dobbiamo essere cittadini pronti, presenti, impegnati per onorare queste giovani vite. A Feltre si è svolta l'annuale cerimonia di conferimento delle borse di studio che l'Associazione Internazionale Dino Buzzati assegna a studenti italiani e stranieri per le loro ricerche. A Belluno invece sono stati premiati degli artisti. Nel giorno della sua nascita, a un anno dei 10 lustri della sua scomparsa. Per ricordare Dino Buzzati, a Belluno sono stati premiati i vincitori del concorso per grazia ricevuta, concorso d'arte per esorcizzare un'epidemia. L'anno prossimo sono 50 anni dalla morte e quindi questa mostra e questa specie di tentativo di coinvolgere i pittori di oggi sulla scia dei miracoli di Valmorel di Buzzati è una delle modalità con cui cerchiamo di risvegliare l'attenzione nazionale su questo 50° di Dino Buzzati. I premi sono stati assegnati da una giuria che ha voluto anche aggiungere, visto l'elevato livello artistico delle opere, alcune menzioni speciali. Buzzati ovviamente è un personaggio che per Belluno è uno dei grandi investimenti assieme a Brustolone, assieme a Marco e Sebastiano Ricci, perché è un personaggio che nel Novecento ha saputo portare la letteratura ma anche la pittura ma tante altre sfaccettature ad un livello che non era solo quello provinciale, non era solo quello di Milano o dell'Italia, ma è arrivato ovviamente a essere parte del canone europeo. Un altro premio verrà assegnato al termine della mostra allestita a Palazzo Fulcis grazie ai giudizi raccolti con delle cartoline che vengono consegnate al pubblico affinché esprima la propria preferenza. Quasi 300 persone hanno provato a giocare con gli stili di Buzzati, le parole di Buzzati, l'ironia di Buzzati, questa apparente semplicità come quella degli ex voto del suo modo di scrivere e appunto da mezza Europa, da tutta l'Italia sono approdati fino qua su alle porte e ai piedi del Dolomiti, quindi per noi è stata davvero un'esperienza importante che riqualifica sia Oltre le vette e sia aggancia questa tradizione, questa manifestazione che ormai con quest'anno è arrivata alla 25esima edizione, appunto a questo 50° che da tutto il prossimo anno coinvolgerà Belluno, ma anche mezza Italia, ma anche mezzo mondo, con gli istituti italiani di cultura all'estero con cui stiamo trattando per portare Buzzati da New York fino a Varsavia. Ed è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata.
Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto. Presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Domenica 17 ottobre, bel tempo su tutto il nostro territorio. L'anticiclone ben saldo sull'Italia concederà un'ennesima giornata buona. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica ci mostra un contesto del tutto tranquillo, avremo infatti un ampio soleggiamento, cielo al massimo poco nuvoloso per nubi basse, con foschie locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle fino al primo mattino. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese invece tra i 16 e i 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, poche novità, sempre tanto sole e cielo sereno, senza piogge, solo con qualche nuvola, specie sui rilievi. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 18-19 gradi. Infine, uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà ampiamente soleggiato, lo vediamo, poche nubi sparse, anche in questo caso senza piogge. Temperature minime intorno ai 5-6 gradi, massime infine sui 18-20 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento, come sempre in compagnia di Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto. Presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.